Omicidio nella notte a Marghera, un uomo ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha chiamato la polizia dicendo ho fatto una cavolata. I malati psichiatrici andrebbero seguiti da vicino, a dirlo il sociologo e presidente della municipalità Gianfranco Bettin, che conosceva la coppia. Il direttore del CSM definisce le condizioni mentali della coppia soddisfacenti, ma l'associazione Specchio denuncia una situazione che va avanti da troppo tempo. I carabinieri di Mira hanno arrestato un ragazzo di 26 anni, in casa aveva un vero e proprio arsenale di armi che voleva usare probabilmente contro l'ex fidanzata. Tragedia sfiorata durante la notte a Porto Marghera, un vigilante è finito in laguna con la sua auto dopo aver perso l'orientamento per colpa della nebbia. E giornata di passione a Venezia a causa proprio della nebbia che ha mandato in tilt i servizi del CTV e spinto sul piede di guerra i passeggeri dei vaporetti. Carnevale di Venezia, il sindaco Brugnaro ha emanato un'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale e in particolare nel centro storico l'uso di coriandoli plastificati e prodotti simili. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano dunque l'orrore che si è consumato nella notte a Marghera, dove un uomo ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha chiamato la polizia dicendo ho fatto una cavolata. I dettagli nel nostro servizio d'apertura. Nuovo caso di uxoricidio, il dramma a Marghera, qui nella centralissima piazza Mercato al Civico 21. Tragedia che si è consumata proprio in questa casetta che si trova alle mie spalle, al primo piano per essere esatti. Questa mattina alle 2:55 la chiamata al 113 alla polizia con cui Gianfranco Duini, 43 anni, diceva ho fatto una cavolata, ho ucciso mia moglie, venite subito. Il 43enne ha sgozzato la moglie Claudia Bortolozzo, 51 anni, dopo averle inferto un numero imprecisato di coltellate. Sembra che la vittima stesse dormendo e che si sia svegliata poco prima di essere raggiunta dal fendente mortale, quello alla gola, provocato con un grosso coltello da cucina. La donna aveva anche diversi tagli sul torace. Le sue urla, prima di morire, sarebbero state sentite dalla signora Maria, la sua vicina di casa, della finestra di fronte. Io da qua li vedevo, guardi, nella terrazza. Senta, questa notte cosa ha sentito lei? Io ho sentito solo delle grida. Se proprio vuol che le dica la verità, stamattina quando ho visto la polizia pensavo che dovessi andare all'ospedale. Perché anni indietro, quando andava all'ospedale, sua mamma chiamava la polizia perché non voleva andare. La coppia, sposata dal 19 dicembre 2009, era seguita da ben una ventina d'anni dal centro di igiene mentale ad appena 300 metri dalla loro abitazione. Entrambi non lavoravano e percepivano una pensione di invalidità a causa della loro malattia psichica. Stando sempre al racconto degli amici, i due, che andavano spesso al karaoke in un bar della zona, amavano cantare con lui che soltanto sabato le aveva dedicato una canzone di Ligabue e a marzo aveva pure composto un suo brano di cui ne sentiamo un breve estratto. Ne ho conosciuta una che mi ha detto così, voglio dirti che assomigliasti a me qui. Insomma, tra regali di peluche, lettere e bigliettini d'amore, Gianfranco Duini viene descritto come un uomo devoto e innamoratissimo della moglie. Solo negli ultimi giorni la coppia aveva discusso un po' di più rispetto al solito. Che cosa abbia scatenato quello che il presunto assassino ha definito un raptus è ancora da stabilire. La mamma dell'assassinata, che abita al piano di sotto, dice di non aver sentito nulla e i fratelli in visita preferiscono, come è comprensibile, non parlarne. Un ricordo solo magari non c'è altro, no. Sei stata con poi Solo ritardo. questo. Parlano i vicini di casa della coppia, c'è chi racconta di due coniugi felici e affiatati con lui che le dedicava lettere e canzoni d'amore. Il racconto nel prossimo servizio di un loro caro amico. Si sta male, anche avevo visti ieri, salutarsi, frequentarsi e tutto all'improvviso, ma non so, non riesco anche a immaginare cosa possa essere scattato sulla mente di quell'uomo là. Mai più avrei pensato a una roba del genere, mai, mai, mai. E Benito, un caro amico della coppia, a raccontare cosa amavano fare insieme Claudia e il suo assassino. Li conoscevo molto bene, sì, li conoscevo bene, sì. E che coppia era? Normale, una coppia normale, simpaticissimi. Mai avrei pensato a una roba del genere. E niente,
dispiace tantissimo. Quando li hai visti l'ultima volta? Ieri ero in terrazza qua che fumavano, come si facevano spesso, e basta. Ci siamo salutati e via. Avevano qualche passione particolare? Piacevano? Gli piaceva cantare, sì, facevamo karaoke insieme qualche volta insieme, sì. E a Marghera? Sì, Marghera, altre parti in giro, insomma. Erano seguiti da tempo dal Dipartimento di Igiene Mentale, che problemi avevano? Non sono mai entrato nel merito, anche perché non era delicato, no? Però sì, so che andavano al centro mentale, prendevano tranquillanti. È sempre lui a dire che era Claudia. Lei è simpaticissima, grandi barzellette, lui tranquillo. 3 vicini di casa allo shock di una tragedia inaspettata, con Claudia che era molto conosciuta in paese, visto il mobilificio di famiglia Oscar Bortolozzo, punto di riferimento della zona, e che si trovava proprio sotto casa, dove ora ha preso posto una profumeria. Io li vedevo felici, problemi credo che non ne avessero. Però erano... Anche materiale, avevano tutto. Colpa normale, tranquilla. La Claudia aveva mai parlato con lei dei problemi che aveva col marito? No, mai. Ci vedevamo a poco poi. Certo, un epilogo del genere non se l'aspettava nessuno. Ah no, certamente no. È una cosa traumatica, insomma. Parla nel prossimo servizio il presidente della municipalità di Marghera, nonché sociologo Gianfranco Bettin, che conosceva la coppia e la loro difficile situazione di salute. Erano conosciuti nel senso che abita ancora lui qui dietro il municipio, quindi si vedevano in piazza, a passeggio, persone tranquille, persone che si sapeva che erano seguiti dai servizi psichiatrici, ma la cui sofferenza psichica, il cui disagio mentale non si esprimeva con un impatto sull'esterno, non erano persone aggressive o distruttive come in altri casi purtroppo succede in situazioni del genere. Probabilmente vivevano la propria sofferenza più internamente e nel loro rapporto, come si è purtroppo visto tragicamente questa mattina. Quindi a suo avviso da parte degli operatori del servizio psichiatrico non si poteva intercettare una sofferenza così grave? È sempre molto difficile, vanno accompagnate queste situazioni, questo è il motivo per cui occorre seguirle da vicino. E mentre dal CSM parlano di situazione soddisfacente, l'associazione Specchio, che da anni si occupa di persone malate di mente, denuncia una situazione che va avanti ormai da troppo tempo. Da molto tempo segnaliamo anche alla direzione generale della ASL che manca il personale, sia medico che paramedico. Siamo sotto organico in maniera pesante, mi pare di essere ritornato a 20 anni fa quando abbiamo costituito la nostra associazione, dove l'organico era talmente sottodimensionato che era il 50% circa di quello che prevedeva il progetto obiettivo per la tutela della salute mentale della Regione Veneto, non è che inventavamo qualcosa. È vero, insomma, manca il personale. È soltanto questo però. Sono molti gli interrogativi dopo questo gesto, mentre sullo stato di salute mentale della coppia il direttore del centro di salute mentale Andrea Angelozzi ha dichiarato le 2 persone erano seguite entrambe dai servizi. I regolari contatti con i medici e gli altri operatori evidenziavano da molto tempo una situazione pienamente soddisfacente dal punto di vista clinico e di totale collaborazione rispetto alle terapie concordate. È importante ricordare, continua Angelozzi, che attualmente nei CSM del Dipartimento sono seguite 10.000 persone e che essere seguiti per un problema psichiatrico non è di per sé correlato a violenza o reati. Spetterà alla magistratura, conclude, capire il contesto dei tanti possibili fattori connessi a questo evento delittuoso. Eppure dall'associazione Lo Specchio, che segue le persone malate di mente da tempo, non la pensano esattamente così. Noi abbiamo il dubbio che anche la scelta programmatica del come prendere in carico le persone, di come avviare progetti riabilitativi, progetti di socializzazione, sia una delle questioni che noi abbiamo aperto con la struttura dipartimentale. Noi non siamo d'accordo su alcune questioni, insomma, quindi tipo per esempio, tanto per fare l'esempio classico, abbiamo dovuto noi con il comune, l'assessore Venturini in questo caso,
chiedere la possibilità di avere un finanziamento da parte del Comune che ci è stato concesso già l'altro anno e reiterato quest'anno per avviare progetti di risocializzazione dei ragazzi che sono chiusi nelle case alloggio, nei CTRP e che frequentano i centri diurni. Questo secondo noi è un compito fondamentale che spetterebbe al Dipartimento di Salute Mentale, non a un'associazione. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata all'orrore di Marghera per continuare con la cronaca, spostarsi a Mira, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 26 anni che in casa aveva un vero e proprio arsenale di armi. Era sotto controllo da tempo da parte dei carabinieri che sospettavano detenesse delle armi per vendicarsi dell'ex fidanzata che l'avrebbe lasciato per alcuni comportamenti persecutori nei suoi confronti. I sospetti erano fondati. Al termine delle indagini, infatti, i militari della tenenza di Mira hanno arrestato in flagranza un 26enne incensurato del posto. In casa aveva un vero e proprio arsenale. È stata trovata una revolver calibro 6 mm con matricola a brasa di nazionalità ceca, quindi clandestina, una balestra con cannocchiale e 8 dardi, 48 cartucce a fuoco calibro 380 mattazione, uno stimolatore elettrico ad alto voltaggio, 2 pistole, oltre a 48 cartucce 9x17 integre, 162 proiettili calibro 4.5 e una bomboletta per ricarica pistola. Sono state tutte sequestrate, mentre il 26enne, senza qualsiasi autorizzazione, arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Maggiore a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tragedia sfiorata durante la notte a Porto Marghera, un vigilante è finito in laguna con la sua auto dopo aver perso l'orientamento a causa della fitta nebbia. Intervento all'alba dei pompieri al Molo A di Porto Marghera per il recupero di un'auto della vigilanza caduta in laguna quando il conducente ha deviato per evitare un ostacolo emerso improvvisamente dalla fittissima nebbia. L'uomo è riuscito a uscire dalla vettura e risalire la banchina mettendosi in salvo, poi ha telefonato ai vigili del fuoco, prontamente intervenuti con i sommozzatori di Vicenza, la motobarca di Marittima e l'autogru. Prima hanno effettuato alcuni passaggi con il sonar dell'imbarcazione per individuare l'auto sul fondale. Poi il mezzo è stato raggiunto dai sommozzatori a 12 metri di profondità, dove è stato agganciato per essere issato dall'autogru. La sicurezza degli operatori in mare è stata garantita da una motovedetta della Guardia Costiera. Le operazioni di recupero sono terminate intorno a mezzogiorno. Ed è stata una giornata di passione a Venezia proprio a causa della nebbia che ha mandato in tilt i servizi di ACTV e spinto sul piede di guerra i passeggeri dei vaporetti. Per la terza volta questa settimana Venezia si è svegliata nella morsa della nebbia. Trasporti e collegamenti nel caos in laguna. E dopo l'incidente di ieri alla bocca di porto del Lido, con lo scontro tra un ferry ACTV della linea 11 e un piccolo peschereccio, per fortuna senza feriti, ancora maggiore è stata la prudenza. Fin dalle 5 di mattina per il trasporto pubblico locale è scattato il piano nebbia, come previsto da Capitaneria di Porto e ACTV. Il caos maggiore si è registrato nelle isole per i collegamenti dal Lido al centro storico. Per ampie fasce della giornata, con visibilità inferiore ai 50 metri, è stata garantita solo la spola tra il Lido e Sant'Elena. Poi i passeggeri sono stati costretti a scendere e proseguire a piedi fino a San Marco, da dove dalla Prodo a Vallaresso partivano le linee 51 e 52 fino a Piazzale Roma. La tensione si tagliava a fette e i pendolari hanno lamentato anzitutto la carenza di informazioni agli approdi, con notizie che giungevano frammentarie e a volte inesatte, in contraddizione con quanto indicato nei pannelli luminosi. Così si è consumata una mattinata da incubo per i pendolari. C'è chi dal Lido ha impiegato anche un'ora e mezza per arrivare a Piazzale Roma. In un caso, verso le 10:30, le proteste dei passeggeri che si sono rifiutati di scendere a Sant'Elena hanno poi convinto il capitano a proseguire oltre, in accordo con la centrale operativa ACTV, arrivando fino a San Marco per evitare che la situazione potesse degenerare. La speranza è che per domani, quando in città è atteso l'assalto per il sabato di Carnevale, le condizioni meteo possano migliorare e la coltre bianca lasciare un po' di tregua a Venezia. Proteste quelle dei passeggeri fuori luogo, secondo piloti e marinai ACTV che denunciano la scarsa sicurezza nei canali, la mancanza di bricole e illuminazione, strumenti di bordo ormai obsoleti e controlli assenti verso chi non rispetta le regole della navigazione. L'utenza deve capire che la navigazione durante il tempo di nebbia non è la stessa navigazione che avviene col sole e con le belle temperature, con le belle giornate. È una navigazione, se guarda, i porti e gli aeroporti vengono chiusi,
Chi si lamenta per qualche minuto di ritardo non si rende conto appieno della situazione, secondo le rappresentanze sindacali di piloti e marinai a CTV. La nebbia, spiegano, è un nemico insidioso e il rischio di incidenti è sempre dietro l'angolo. Molte volte ci troviamo in grossa difficoltà a causa della mancanza di bricole, di luci e grazie alla professionalità dei lavoratori della CTV molte volte si evitano sinistri gravi. A una situazione già difficile, sostengono i lavoratori, va aggiunta la presenza di mototopi e barche a remi che sistematicamente non rispettano le regole. I controlli ci sono, ma in condizioni di nebbia dovrebbero essere largamente potenziati sia da parte della Guardia Costiera che della Polizia Locale. Purtroppo anche con queste condizioni, 30 metri di visibilità, e le ordinanze della Capitaneria di Porto che dovrebbero essere fondamentali per la navigazione durante il tempo di nebbia non vengono rispettate da terzi e alla fine si rischiano anche collisioni grosse, specialmente nei canali di grande navigazione. Canali, aggiungono dalla Filt CGIL, che sono in condizioni di sicurezza inaccettabili a causa del bisticcio di competenze tra i diversi enti, mentre le strumentazioni a disposizione dell'equipaggio sono lontane ormai decenni dallo stato dell'arte. Abbiamo chiesto da tempo all'azienda di rinnovare nella tecnologia gli impianti radar inseriti a bordo che sono ormai obsoleti, anche in questo caso siamo in ritardo. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta per parlare del Carnevale di Venezia e dell'ordinanza che ha emanato il sindaco Luigi Brugnaro, che vieta su tutto il territorio comunale, in particolar modo nel centro storico, l'uso di coriandoli plastificati e altri prodotti simili anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi. Nell'ordinanza, che prevede sanzioni per i trasgressori, si ricorda che Venezia è un luogo tra i più importanti al mondo, riconosciuto e tutelato dall'UNESCO e che accoglie ogni anno milioni di turisti che giungono in città per godere di un patrimonio che necessita di essere preservato. La guerra ai coriandoli di plastica vuole evitare in particolare l'imbrattamento di calli e campi, ma anche preservare il centro storico e i suoi rii dall'inquinamento ambientale. I trasgressori rischiano una multa di 50 euro. E adesso vediamo, appunto, visto che ci sarà l'assalto della città per il Carnevale, che tempo ci sarà con il nostro esperto meteo. Nel corso del weekend la nostra regione verrà interessata da un'irruzione fredda direttamente dalla Russia e addirittura dalla Siberia, con ingresso di venti di bora che soffieranno moderati sia sabato che domenica. Però il regime sarà ancora anticiclonico, per cui le giornate saranno ampiamente soleggiate, ci sarà una pulizia dell'aria, quindi smog e inquinamento in diminuzione, il cielo risulterà sereno e limpido, ma con temperature in graduale diminuzione. Le temperature subiranno una diminuzione di circa 8-10 gradi, infatti sabato di giorno non saliremo oltre i 7 gradi in pianura, mentre di notte ci avvicineremo allo zero. Domenica invece il risveglio sarà veramente molto freddo, con valori ampiamente sotto lo zero su tutta la nostra regione, e di giorno ancora 6-8 gradi. Prossima settimana cambierà completamente lo scenario meteorologico, poiché l'alta pressione si rinforzerà ulteriormente su tutta la regione e l'Italia, invierà masse d'aria più calde direttamente dal Nord Africa e quindi il cielo, oltre ad essere sereno poco nuvoloso, le temperature saliranno prepotentemente oltre i 10 gradi sopra la media del periodo, con valori massimi che potrebbero sfiorare i 20 gradi tra martedì e giovedì. E adesso lasciamo un attimo il veneziano per andare in provincia di Padova, a Piazzola sul Brenta, e raccontarvi la storia di Giovanni, un bimbo affetto da una malformazione ad una gambina che richiede una costosissima operazione. Le nostre emittenti stanno seguendo da vicino l'intera vicenda per aiutare la famiglia a trovare i soldi necessari per questo importante intervento. Chiunque voglia contribuire, donare qualcosa, può farlo grazie all'Iban e alla Postapay, le cui coordinate vedete nella striscia che sta scorrendo in sovrimpressione dall'inizio del nostro notiziario, per aiutare questo bimbo che si chiama Giovanni, che ha bisogno dell'aiuto di tutti.
Fisioterapia a gravità zero all'ospedale di Jesolo, sia pure in modo simulato. La tecnologia utilizzata dagli astronauti della NASA arriva in Veneto orientale. La sensazione è quella di camminare in assenza di gravità e non è un caso che la tecnologia impiegata in questa apparecchiatura, arrivata direttamente dall'America, sia stata sviluppata dalla NASA. Da oggi all'ospedale di Jesolo è in funzione il nuovissimo camminatore antigravitazionale. Questa tecnologia, nata negli USA per l'impiego aerospaziale e applicata in ambito medico, permette infatti di diminuire l'impatto su articolazioni e muscoli del paziente, generando così un esercizio protetto e sicuro ed eliminando i rischi di caduta. Durante l'esercizio una telecamera e un computer analizzano inoltre il passo in tempo reale, simmetria del peso, del passo, tempo di appoggio, cadenza, controllo del dolore, elementi fondamentali per il personale medico e infermieristico che assiste il paziente. A chi è destinata? A tutte quelle persone che hanno difficoltà di movimento. Nello specifico la persona che deve camminare ha una malattia neurologica progressiva, riesce ad aumentare la sua resistenza al cammino anche di 10 volte senza la fatica. Può andare bene per il paziente che ha subito un danno vascolare e quindi ha difficoltà nel comprendere come generare il gesto, nel paziente che ha subito un trauma con delle fratture e che non può appoggiare. Il primo test è stato eseguito in mattinata all'ospedale di Jesolo con un paziente affetto da sclerosi multipla che ha potuto riprendere a camminare. Questo è stato un grande investimento per l'azienda, ma ce ne saranno altri e sono rivolti non solo ai nostri pazienti ma anche a coloro che vorranno venire a fare delle vacanze qui sul litorale di Jesolo e fare anche in ambulatoriale delle attività di riabilitazione. Stasera in prima serata alle 21:15 torna come ogni venerdì 40 la trasmissione che ripercorre la storia di Antenna 3 attraverso il suo straordinario archivio. Ecco un'anticipazione, nei giorni in cui è di scena il Carnevale a Venezia vediamo maschere ed eventi in laguna nel 1986. Se state preparando il costume per il prossimo carnevale veneziano, per fare bella mostra in piazza San Marco, tenete presente mascheramenti orientali, da odalisca o da turco. Sbizzarrite la vostra fantasia su questo tema, perché le iniziative del Carnevale Lagunare 1986 si richiameranno tutte al tema Venezia, porta dell'Oriente. C'è già il manifesto su questo tema disegnato da Folon. Anche le manifestazioni teatrali, illustrate dal regista Maurizio Scaparro in 2 conferenze stampa, una ieri sera a Venezia e una oggi a Roma, saranno tutte legate al tema dell'Oriente ed avremo Irene Papas che canta Bisanzio, Carmelo Bene che recita il romanzo Nostra Signora dei Turchi, Massimo Ranieri un recital di musica e prosa dal titolo Mamma li Turchi, il Balletto Nazionale Spagnolo con uno spettacolo sulle origini orientali del flamenco, un galà della Volksopera di Vienna tutto dedicato alle operette di ispirazione orientale e ancora tra i nomi in cartellone nei vari teatri veneziani Valeria Moriconi, Eugenio Bennato, Arturo Bracchetti, Roberto De Simone, Pino Micol. Un programma di qualità messo su in fretta con i pochi soldi a disposizione dal finanziamento comunale, 350 milioni, e che è stato reso possibile, ha detto Scaparro, dalla collaborazione di enti stabili che cureranno produzioni con rimborsi simbolici ed alcuni attori che rinunciano o chiedono bassi compensi. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Nel Veneto cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui settori meridionali, specie in pianura, non saranno da escludere nebbie e foschie spesso anche persistenti. Più soleggiato sui restanti settori. Temperature minime comprese tra -1 e 1 grado, massime comprese tra 5 e 7 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà più soleggiato sulle pianure e sulle coste, invece il cielo risulterà più nuvoloso e anche coperto sui rilievi alpini. Sarà maggiormente soleggiato nella seconda parte della giornata. Temperature minime comprese tra -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra 4 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Possibilità di forte vento a nord sui confini alpini. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -8 gradi,
massime comprese tra 7 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.